Da lunedì il Friuli Venezia Giulia sarà zona arancione, riaprono negozi, parrucchieri e centri estetici, superiori al 50% in presenza, ma resta alta la pressione su ospedali e terapie intensive. Lettera degli anestesisti rianimatori della regione al presidente Fedriga, in terapia intensiva più pazienti di quelli dichiarati, opposizione all'attacco della giunta, domani incontro tra i medici e Riccardi. Sono stati trovati dai vicini dopo settimane dal decesso Sergio Riccardo Visentini, padre e figlio di Trieste e Giallo, sulle cause della morte, esclusa la fuga di gas, attesa per l'autopsia. Subissati dalle richieste, gli uffici comunali dell'Anagrafe di Udine sono in tilt, 5 mesi per una carta d'identità, l'assessore Ciani, nuove assunzioni, orario prolungato per riassorbire i ritardi entro l'anno. Comincia stasera la nuova trasmissione di Telefriuli Tie Break di Cattine, sul piccolo schermo i personaggi più noti della cabarista, ospiti di talk show e format particolari ogni venerdì dalle 21. Buonasera dal telegiornale di Telefriuli. Dunque da lunedì la nostra regione torna in zona arancione. È arrivata la conferma ufficiale di una notizia che era già stata anticipata dai numeri, un'ufficialità che è stata data dallo stesso presidente Fedriga dopo un colloquio con Speranza. Conferma che arriva oltretutto nel giorno in cui si sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni agli over 60, dove si sono registrate già oltre 22.000 prenotazioni nella sola mattinata, ma è anche stata una giornata decisamente luttuosa con 22 morti con Covid. Ci sono voluti 28 giorni di zona rossa, ma da settimana prossima il Friuli Venezia Giulia diventerà zona arancione. La decisione è maturata in seno al governo dopo il miglioramento dei numeri della pandemia, in particolare l'incidenza sui 100.000 abitanti, scesa sotto la quota limite di 250. Insieme al Friuli Venezia Giulia passarono in zona arancione anche Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria, che si aggiungono alle già arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto, oltre alle province di Bolzano e Trento. L'unica regione a peggiorare il proprio status è la Sardegna, che passa in zona rossa insieme a Campania, Valle d'Aosta e Puglia. A confermare il passaggio è stato il presidente della regione Massimiliano Fedriga. La nostra regione, ha detto dopo aver avuto un colloquio con il ministro della Salute Speranza, passerà in arancione a partire da lunedì prossimo. L'annuncio del passaggio in zona arancione è però arrivato nel giorno in cui la nostra regione fa segnare un numero molto alto di vittime, 24 solo nelle ultime 24 ore, che insieme ai 5 altri morti inseriti oggi a sistema portano a 3.489 il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza pandemica. 6.803 tamponi molecolari hanno fatto emergere 228 nuovi casi, il 3,35%, mentre 2.421 tamponi antigenici hanno rilevato 108 positività, il 4,46%. Resta molto alta l'attenzione sull'occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva, dove sono 77 le persone ricoverate per Covid, che negli altri reparti, dove invece scendono a 529. E con la zona arancione riapriranno negozi, parrucchieri, centri estetici e torneranno in classe 45.000 studenti tra scuole medie e superiori. Spostamenti, scuole, negozi e visite a parenti e amici. Sono tante le cose che cambierebbero con il passaggio da zona rossa a zona arancione per il Friuli Venezia Giulia. Il cambiamento più eclatante e più significativo sarebbe la libertà di spostamento senza alcun genere di autocertificazione all'interno del territorio del proprio comune, pur restando sempre garantito il rientro alla propria abitazione, residenza a domicilio e lo spostamento per motivi di salute e di necessità. Con la zona arancione tornano possibili le visite a parenti e amici nello stesso comune, con le stesse limitazioni del periodo pasquale, cioè entro i limiti del coprifuoco, sempre valido, massimo 2 persone e una sola volta al giorno. Chi risiede in un comune di meno di 5.000 abitanti ha però la possibilità di spostarsi nel raggio di 30 km dai confini del proprio comune, sia per le attività quotidiane che per le visite a parenti, eccettuato sempre il capoluogo provinciale. Con la zona arancione possono aprire i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Per quanto riguarda le scuole, invece, la dietetica in presenza resta al 100% per asili, scuole materne, scuole elementari e medie. Per le superiori, invece, si torna in classe al 50%, con un massimo del 75% per istituti specifici e specifiche situazioni. Resta sempre in vigore il coprifuoco dalle 5 alle 22, mentre l'attività sportiva è consentita anche extracomunale, purché lo spostamento inizi e termini dal proprio comune di residenza.
Dunque, se alcuni numeri migliorano e hanno portato appunto a questo ritorno in zona arancione, resta comunque alta la pressione su ospedali e terapie intensive e secondo i medici anestesisti e rianimatori della regione una pressione ancora più alta rispetto a quanto dichiarato, tanto che hanno inviato una lettera per denunciarlo al presidente della regione Fedriga, lettera che ha fatto scatenare la polemica con le opposizioni che partono all'attacco della giunta. È immediata arrivata anche la risposta dell'assessore Riccardi, mentre la senatrice Rois ha portato la situazione in Parlamento. In una lettera indirizzata al presidente Fedriga, l'Associazione regionale dei medici anestesisti rianimatori ospedalieri, che rappresenta 350 professionisti dell'emergenza-urgenza, denuncia ancora una volta la grave situazione degli ospedali. I professionisti in prima linea puntano il dito soprattutto contro la gestione dell'emergenza e si dichiarano stanchi, sfiduciati e provati per l'inusuale numero di morti che vedono ogni giorno. Oggi i veri numeri ci dicono che i pazienti Covid grave in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia sono ben più di quanto dichiarato, rilevano nella lettera, superando decisamente il 50% dei posti letto. Lottiamo con truppe ormai logore, ferie bloccate, straordinari non pagati, senza rincalzi. E siamo frustrati per non poter più dedicare la giusta attenzione a nessun paziente. In risposta alla lettera di denuncia, il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha convocato per domani alle 17 nella sede della Protezione Civile di Palmanova un incontro urgente con i rappresentanti sindacali. La salute dei cittadini e la gestione dell'emergenza Covid sono temi che non possono essere trattati con leggerezza, ha detto Riccardi. Ritengo necessario approfondire i contenuti della lettera diffusa da Peratoner. Voglio capire con esattezza quanto afferma ed ascoltare nel merito anche le posizioni dei responsabili delle aziende sanitarie. È quindi importante fare chiarezza. Intanto le forze politiche d'opposizione in Consiglio regionale esprimono la loro piena solidarietà al personale sanitario e chiedono che l'ordine del giorno della riunione della terza commissione consigliare prevista per il 13 aprile venga integrato con l'audizione dell'associazione delle rappresentanze sindacali della dirigenza medica del servizio sanitario regionale. La polemica finisce in Parlamento. La senatrice del PD Tatiana Rojc ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedergli di appurare se e in quale misura la segnalata distorsione al ribasso dei dati delle terapie intensive abbia inciso nelle decisioni relative al mantenimento o alla cessazione di misure contenitive del contagio in Friuli Venezia Giulia. E con oggi si è aperta la campagna vaccinale per gli over 60 con la possibilità di prenotarsi. Per il vaccino AstraZeneca si sono sfiorate già le 30.000 prenotazioni. Si sono formate code fin dalla mattinata, siamo andati in centro a Udine, in una farmacia, per vedere appunto qual era la situazione. Come sta andando la situazione dopo l'apertura oggi alle prenotazioni per gli over 60 per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca? Bene, abbiamo iniziato presto anche questa mattina, le prenotazioni proseguono regolarmente e come vede le persone si presentano numerose come ogni inizio di apertura di questi calendari. E in questo momento le prenotazioni sono aperte, il sistema questa giornata ha funzionato bene, quindi speriamo di poter proseguire così tutta la giornata. Nella nostra regione ci sono 360 farmacie che sono contemporaneamente attive, effettuano quindi queste prenotazioni. Noi siamo riusciti a fare in una giornata oltre 20.000 prenotazioni. Lei da che ora è qui? Saranno un quarto d'ora, non di più, quindi non c'è molta attesa, va bene perché sì, posso finalmente essere libera dopo la vaccinazione, quindi sono contenta di farla. Io ho telefonato e ho prenotato già stamattina subito, anzi sono stati velocissimi, quindi io devo solo passare a ritirare, so già la data, so già tutto, devo solo ritirare il foglio di prenotazione. Bisogna sperare bene e basta. Intanto è già qualcosa che c'è il vaccino, no? Speriamo che finisca questa storia. E saranno ritirate nei prossimi giorni e consegnate all'autorità giudiziaria le mascherine FFP2 e FFP3 per le quali la magistratura goriziana a marzo aveva disposto il sequestro perché irregolari. Sul caso intervengono gli infermieri del Nursind.
Sequestro delle giacenze negli ospedali della nostra regione di diversi lotti di mascherine FFP2 ed FFP3 lo ha disposto il pubblico ministero del Tribunale di Gorizia. In tutte le strutture dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le mascherine saranno ritirate e consegnate all'autorità giudiziaria. Si tratta delle mascherine FFP2 Surgica senza valvola, delle mascherine FFP3 Xinouzi senza valvola e di quelle FFP3 Leikang. La disposizione è stata data nel pomeriggio di oggi dal direttore generale dell'azienda sanitaria Massimo Braganti con una email inviata alle strutture di San Daniele, Udine, Palmanova e Latisana. E gli infermieri attaccano subito. Io vorrei sapere e vorrei capire che gli infermieri nelle corsie che hanno preso il coronavirus sono infettati, quanti di loro hanno preso questa malattia dovuto alla mancanza proprio delle disposizioni della protezione individuale e in questo caso anche le mascherine che a volte erano non adeguate. E protesta questa mattina a 300 da parte degli ambulanti che vendono generi non alimentari nei mercati rionali della regione. Si dicono discriminati e in gravi difficoltà economiche. Sono un operatore su aree pubbliche del settore non alimentare che in questo momento sta subendo una discriminazione che è fuori ogni regola, di cui non abbiamo più riscontri in altre date. Quello che vogliamo noi fare qua oggi, che siamo a Tarcento, in una perla del Friuli, abbiamo portato circa una ventina di nostri colleghi che non possono operare perché sono a casa a causa del decreto di questo decreto legislativo di PCM. Ci pare una cosa veramente discriminatoria. In pratica non vedo perché noi siamo all'aperto e adottiamo tutti i protocolli che ci sono stati imposti dalle normative al massimo, restrittivi completamente, e non possiamo vendere un articolo che per noi è essenziale, mentre diciamo che in altri posti lo possono vendere tranquillamente. Noi siamo a casa, siamo famiglie friulane, gran parte, siamo generazioni di commercio, di ambulanti, di commercio fisso, ambulanti, e veramente siamo arrivati a una tensione sociale che siamo al limite. Ecco, cosa chiediamo noi? Chiediamo che nelle zone rosse come queste che sta succedendo quest'anno possiamo operare tranquillamente all'aperto, ripeto, con tutte le normative adeguate e rispettate. Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Conferenza delle Regioni. Pochi minuti fa la nomina all'unanimità dopo che ieri sera il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, al quale subentra, aveva dichiarato che era stato raggiunto un accordo unanime sul nome del suo successore. Il primo commento di Fedriga: il mio impegno, ha detto, sarà quello di trovare un'unità di intenti, una sintesi costruttiva da un lato tra tutti i componenti della Sise e dall'altro con il governo centrale, superando gli steccati degli schieramenti. Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Conferenza Stato-Regioni. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna alla guida dal 2015, aveva annunciato più volte la volontà di lasciare lo scettro, a patto però di un accordo unitario raggiunto ieri sera e confermato oggi. Sono molto soddisfatto di questa nomina, ha detto Fedriga, e il mio impegno sarà quello di trovare una unità di intenti e una sintesi costruttiva tra tutti i componenti dell'Assise da un lato e il governo dall'altro, superando gli steccati degli schieramenti. Soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo ancora attraversando, diventa di fondamentale importanza trovare una linea comune che permetta al sistema paese di uscire dall'emergenza sanitaria e di affrontare nel migliore dei modi le sfide future che avremo davanti a noi. Il ruolo del vicepresidente è affidato a Michele Emiliano, presidente della Puglia, subentrato a Giovanni Toti. Fedriga, come detto, sostituisce Bonaccini, il quale già lo scorso anno avrebbe lasciato il posto, visto che la conferenza, da tempo, ha spiegato, è rappresentata da una stragrande maggioranza di regioni a guida centrodestra. Se ho potuto guidare in modo unitario la conferenza, ha commentato Bonaccini, anche in queste condizioni lo debbo anzitutto a loro che mi hanno sostenuto e permesso di trovare sempre una sintesi. In questo senso Fedriga ha sottolineato come nella gestione della pandemia il ruolo delle regioni è stato di fondamentale importanza e si è basato sempre sulla leale collaborazione con il governo. Ora più che mai è necessario marciare uniti lungo il solco tracciato da chi ci ha preceduto, rimarcando il ruolo della conferenza quale luogo di sintesi delle istanze delle regioni in una dialettica propositiva e volta a dare il proprio fattivo contributo per la crescita dell'intero paese. Soddisfazione è stata espressa al momento dal Presidente del Consiglio Piero
Rozzanin. Non è la prima volta che un rappresentante del Friuli Venezia Giulia guida la conferenza, in passato lo hanno fatto Antonio Comelli, Adriano Biasutti, Vinicio Turello e Alessandra Guerra. E anche Deborah Serracchiani, la presidente del gruppo PD alla Camera, si è espressa appunto sulla nomina del presidente Fedriga alla presidenza della conferenza delle regioni. A Massimiliano Fedriga e Michele Emiliano va l'augurio di compiere il miglior lavoro nell'interesse del Paese e delle autonomie locali che da oggi rappresentano, con autorevolezza, equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di solidarietà. Da convinta regionalista credo che alle autonomie ordinarie e speciali sia assegnato un ruolo rilevante nell'architettura della Repubblica, ha detto Serracchiani. Tragedia a Trieste, dove padre e figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Giulia. La loro morte risale a qualche settimana fa. Bisogna fare chiarezza su questo giallo. Giallo e dramma a Trieste, dove padre e figlio sono stati trovati senza vita questa mattina intorno alle 11 in un'abitazione di via Giulia. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa che sentivano un forte e cattivo odore provenire dall'appartamento occupato dai due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale del capoluogo giuliano. Entrati all'interno dell'appartamento hanno fatto la terribile scoperta. Il padre, 80 anni, e quello che si presume essere con ogni probabilità il figlio, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, erano morti. I decessi risalirebbero a qualche settimana fa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Questura di Trieste insieme ai colleghi della Scientifica. Si potrebbe trattare di due fatali decessi per cause naturali, susseguitisi uno a poca distanza dall'altro. Non sono stati rilevati segni di effrazione alle finestre e alla porta e non sono stati trovati segni di colluttazione. Si esclude al momento l'intervento di terze persone nelle due morti. A fare definitiva chiarezza sarà però l'autopsia che sarà eseguita sul corpo dei due uomini. L'esame permetterà anche di escludere l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Paura a Pradamano questa mattina, dove un padre, la madre incinta e 4 bambini sono rimasti intossicati da monossido di carbonio. Tanta paura questa mattina a Pradamano per le sorti di una donna incinta, del marito e dei loro 4 figli intossicati da una fuga di monossido di carbonio che ha invaso le stanze di una villetta a schiera presente in via Bariglaria, poco distante dal Parco Rubbia. L'allarme è scattato verso le 8:30 quando il padre, appena svegliato, ha notato i familiari in stato di semi-incoscienza. Nonostante le forti e prolungate inalazioni, il capofamiglia ha trovato le forze per chiamare il 912 e lanciare l'allarme. Pochi istanti dopo, all'arrivo dei carabinieri della stazione locale di Percotto, l'uomo è riuscito ad aprire la porta d'ingresso prima di svenire crollando a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Udine, la polizia locale, insieme al personale medico inviato dalla SOS di Palmanova. I 4 figli minorenni e il padre sono stati trasportati per gli accertamenti del caso alla Santa Maria della Misericordia di Udine. La madre, invece, è stata elitrasportata al Burro Garofalo per essere sottoposta a maggiori verifiche, visto lo stato di gravidanza, e in caso essere sottoposta al trattamento in camera iperbarica. Al momento tutti i componenti della famiglia rumena sembrano fuori pericolo. Le maggiori preoccupazioni hanno riguardato le condizioni di salute del padre. È molto probabile che la fuga di monossido sia dovuta a qualche problema con la caldaia presente nello scantinato, nuova ma malfunzionante. Mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia affinché si riprenda quanto prima da questo spiacevole episodio, spiega il sindaco Enrico Mossenta, subito informato dei fatti. Si è riunita oggi la giunta regionale, sono in arrivo 2.200.000 euro per le imprese artigiane, sarà ancora più facile e rapido ottenere i contributi. Una forma più semplice per ottenere i contributi. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, ha dato via libera al nuovo testo unico sul sostegno al mondo dell'artigianato, con l'obiettivo di dare ossigeno al tessuto delle PMI in attesa e in vista della ripartenza, con contributi per un totale di 2,2 milioni di euro. Nel dettaglio dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento, e fino al 31 ottobre prossimo le imprese artigiane potranno presentare le domande di contributo unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio
gennaio 2020 e sono riferiti a numerosi incentivi, tra i quali quelle rivolte alle imprese di nuova costruzione, i finanziamenti a favore dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura, contributi per l'ammodernamento tecnologico, incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti e alla partecipazione di eventi e fiere. L'attuazione della nuova legge sviluppo impresa, spiega Bini, prende la via offrendo ulteriori strumenti di consolidamento e di crescita alle imprese artigiane. Abbiamo voluto dare risposte concrete e adeguate alle sempre più pressante richiesta del mondo imprenditoriale di sburocratizzare e semplificare le procedure e di accelerare la tempistica per l'erogazione degli incentivi. In questa direzione va anche la proposta di legge dell'assessore Sebastiano Callari, che annuncia come entro il 2022 si porterà a compimento una riforma attraverso la quale si semplificheranno le procedure per l'ottenimento di contributi. Covid e mondo del lavoro. Nel 2020 sono state autorizzate in Friuli Venezia Giulia 95 milioni di ore di cassa integrazione e ora con lo sblocco dei licenziamenti rischiano il posto 15.000 persone. Sono numeri riferiti dal segretario regionale della CGIL William Pezzetta. L'intervista integrale andrà in onda alle 19.45 nell'appuntamento con screenshot. Nel 2020 tra cassa integrazione, FISC e quell'ammortizzatore sociale usato nel commercio e cassa in deroga, noi abbiamo sfiorato le 95 milioni di ore di queste casse integrazioni, più dobbiamo aggiungere tutto il settore artigiano che ha riguardato circa 35.000 addetti interessati in 5.000 aziende degli ammortizzatori sociali. Qua è una cassa a parte, per cui come si vede è stato un anno dal punto di vista ovviamente lavorativo ma anche economico sia per le aziende che per i lavoratori assolutamente pesante. Noi abbiamo fatto un calcolo così a spanne perché oggi è complicato, ma non è tanto dissimile dire che noi abbiamo oggi in 15.000 posti a rischio. Su questi noi dovremmo, con la Regione ne stiamo parlando, anche anticipare, diciamo così, quando finiranno il blocco dei licenziamenti e mettere in piedi un tavolo per provare a mettere insieme un numero di strumenti che possa in qualche maniera provare a gestire questo. A Udine, anagrafe intasata dalle richieste per una nuova carta d'identità. Ad oggi servono almeno 5 mesi per un appuntamento per risolvere questo ingolfamento creato dalla pandemia. Il Comune ha deciso di correre ai ripari. Vediamo come. L'anagrafe di Udine è letteralmente subissata dalle richieste per rinnovare le carte d'identità scadute o in scadenza. Gli udinesi che provano a prenotare il servizio per il rilascio del documento elettronico devono attendere almeno 5 mesi prima di trovare un posto disponibile sul calendario digitale dell'ufficio anagrafe. A oggi, a meno di qualche defezione e dei casi urgenti, i primi appuntamenti prenotabili sono solamente quelli di metà settembre. Con il lockdown dell'anno scorso, di fatto per 3 mesi, le normative nazionali hanno impedito l'emissione di carte d'identità se non per casi di estrema urgenza e quindi abbiamo accumulato un ritardo non dovuto a mancanze del comune, tantomeno da parte degli operatori dell'anagrafe che hanno sempre lavorato anche durante il lockdown, dovuto anche dal fatto che la validità delle carte d'identità è stata nel corso dei mesi sempre prorogata. Ora pare che non ci sarà più una proroga della validità e quindi dovremmo rinnovare tutte le carte scadute anche nel 2020. L'amministrazione è decisa a smaltire tutte le vecchie richieste entro il prossimo dicembre. L'obiettivo è di rimettersi in pari con il lavoro per l'inizio del 2022. Proprio per questo il Comune ha adottato alcune soluzioni. Tra queste l'assunzione di 3 nuovi dipendenti e il prolungamento dell'orario dedicato alle richieste telefoniche dei cittadini. A breve inoltre sarà anche ripristinato il servizio postale che con una lettera avvisa i cittadini della scadenza dei documenti a 6 mesi dal termine. Nel caso in cui un cittadino abbia la carta d'identità a scadenza trova tutti i recapiti sul sito internet del Comune, quindi c'è la possibilità di prenotare il proprio appuntamento. Nel caso in cui vi sia un'urgenza ci sono i recapiti appunto per spiegare i motivi della propria urgenza e i motivi vengono valutati dagli uffici. Tengo a sottolineare che sin da marzo dell'anno scorso, sin dall'inizio della situazione di emergenza, tutte le situazioni di urgenza sono state evase. E restiamo a Udine per parlare di un importante recupero storico.
I giardini Ricasoli di Udine, culla dai ricordi del Risorgimento italiano e custodi di simboli della storia friulana, hanno assunto un nuovo volto dopo i lavori di riqualificazione approvati dall'amministrazione comunale di concerto con gli uffici della soprintendenza. I lavori, dal costo complessivo di 54.239 euro, hanno interessato una superficie di 145 metri quadri. Ma adesso i giardini Ricasoli saranno maggiormente fruibili in sicurezza dai cittadini udinesi? Ma le cose sono migliorate, non c'è più quel degrado o quella presenza di persone così un po' a rischio. Le cose adesso sono più sorvegliate. La statua di Vittorio Emanuele rimarrà lì? Che cosa avete intenzione di fare? Questa è una bella domanda. Se adesso il sindaco fa una proposta si scatenano tutti, perché in città c'è di voga lo sport, ognuno ha la sua idea, ognuno pensa, magari sorge un comitato. Meriterebbe, siccome la statua è bella, posizionata in un luogo con più visibilità. Ha già pensato dove? No, Ancora io nulla? mi fermo, Non anticipa? Io mi fermo e il dibattito è aperto. Sentiamo cosa dicono i cittadini, se qualcuno ha qualche idea la proponga e perché no, poi la prenderemo in considerazione. Da questa sera e ogni venerdì alle 21 Catena è pronta a entrare nelle vostre case attraverso Telefriuli. È un nuovo format, Tie Break, che debutta appunto questa sera, nel quale proporrà alcuni dei suoi personaggi più noti, ma anche delle rivisitazioni in chiave di parodia di alcuni format. Lei stessa a presentarci cosa vedremo da questa sera. Oh, lo sgnozzo su Telefriuli, sei anche io, eh? Tie Break con Catene. Tutte le vetrane approdano in televisione per cercare in stufe di sta chiesa e siamo qui per farvi ridere. Su Telefriuli alle ore 21 Tie Break. Visaisi, preparate popcorn. Mamma. Tra pochissimo invece, prima del meteo e dell'appuntamento con Screenshot a Sport FVG, parleremo in particolare di Udinese e Pordenone alla vigilia del loro ritorno in campo contro il Torino e la Cremonese, ma anche del basket di Serie C e D che torna a giocare dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata su Telefriuli.